Possiamo procedere con la professoressa Frank, responsabile scientifico della laurea magistrale in management della sostenibilità del turismo di Trento. Il Trentino ha fatto una scelta interessante che sta dando dei risultati veramente molto buoni, investendo appunto su buona parte delle cose che ha detto Joseph. Cioè ha creato il Museo della Scienza, in verità ha dato una nuova casa al Museo della Scienza che c'era già da 100 anni e ha utilizzato l'Archistar per creare il contenitore, ha dato continuità alle sue ricerche, finalizzandole anche a proporre delle mostre all'interno del museo particolarmente attrattive, non solo per i bambini ma anche per gli adulti, dove l'esperienza diventa un elemento molto importante. Questo è stato copiato, parlavamo prima che le cose buone vanno copiate dalla Germania, dove il Deutsches Museum da 50 anni fa questo, però le ha adattate, reinventate, per cui il numero dei visitatori è diventato, cioè è aumentato di 20 volte rispetto all'epoca precedente alla costruzione di questa nuova contenitore, di questo nuovo museo. L'esperienza è anche quella per la popolazione locale e sono stati dati dei pezzi di giardino intorno al museo che sono diventati orti, quindi le famiglie, se hanno voglia, prendono gratuitamente questo pezzo di terreno, lo coltivano e quindi sperimentano anche loro e diciamo che insomma è interessante, molto interessante e credo che venga preso ormai come riferimento a livello italiano. Allora, io vi parlerò di questo. Allora, per arrivare a legittimare quelli che sono i trend futuri vuol dire tra 2, 5, massimo 10 anni, ho pensato di andare a vedere quanto i megatrend individuati alla fine del 2010 si sono verificati, no? Per dare anche credibilità a questi studiosi che a volte vengono presi non troppo sul serio. Quindi andremo a vedere questo megatrend del turismo previsti per il 2020, quindi possiamo valutare oggi che cosa è successo, poi andiamo a vedere che cosa è previsto dalle stesse fonti per il 2030, i profili dei turisti che stanno emergendo, dove c'è naturalmente anche il profilo del turista culturale, sul quale peraltro ha parlato Joseph, quindi io farò qualche riferimento ma non approfondirò, e poi vorrei fare un collegamento tra quanto dice il piano strategico del turismo del MIBACT, che dobbiamo considerare come davvero un milestone, perché in Italia è la prima volta che è stato fatto questo piano strategico. Sì, ce ne dobbiamo vergognare perché prima non è stato fatto, ma è stato fatto nel 2017-2020 e secondo me lì dentro possiamo trovare 3-4 parole chiave, concetti importanti che ci possono servire poi per ragionare anche localmente. Allora, guardate la data, nel 2009, sembra veramente lontanissimo, un gruppo di studiosi a livello internazionale, Dwyer era la persona che coordinava questo gruppo, si è posto il problema di individuare quali sarebbero stati
i trend nei successivi 10 anni. E loro individuarono 6 drivers: economico, politico, tecnologico, demografico, sociale e ambientale. Allora, il giochino è questo. Li guardiamo uno per uno e poi magari condividiamo anche. La mia opinione è dentro il cerchietto, sì, no, oppure punti interrogativi, però se dite anche voi la vostra sarebbe molto apprezzato. Allora, drivers economici a livello globale, quindi economici, crescente apertura dei mercati connessa alla facilità di viaggiare a livello internazionale. Beh, qui non possiamo che essere sicuramente d'accordo, no? È successo, 10 anni sono passati ed è successo questo, con tutto quello che ne consegue, ovviamente. Crescita del commercio e degli investimenti internazionali. Anche questo, con l'aprirsi di molte economie a livello globale, sicuramente si possono rilevare questa crescita importante. Di conseguenza aumenta mediamente il PIL pro capite, il che significa che le famiglie, le persone hanno più disponibilità per spendere e uno dei motivi di spesa è quello di dedicare un po' di tempo alla vacanza. Diffusione della tecnologia digitale. Oggi sorridiamo, ma ricordiamoci era il 2009 e non possiamo che essere d'accordo. Drivers politici. Allora, questi studiosi dissero che ci sarebbe stata una diversa distribuzione del potere politico a livello internazionale. Ovvero gli USA, dicevano, rimarranno soggetto importante, ma i major global players saranno altri, in particolare Cina e India. Io qui ho lasciato 3 punti interrogativi, perché è abbastanza difficile pensare in questo momento che questa previsione sia pienamente avverata. Io francamente ho provato a fare una lista di sì, una lista di no e complessivamente si bilanciano, però volentieri possiamo parlarne. Aumento dei conflitti regionali ed etnici, purtroppo sappiamo che questo è avvenuto e è avvenuto in maniera forse anche maggiore del previsto. Aumento del pericolo di viaggiare. Già nel 2009 si preconizzava che ci sarebbe stata poi la necessità di garantire, di dare maggiore protezione ai turisti a seguito di fenomeni come il terrorismo, dei quali purtroppo sappiamo tutti l'entità. Aia, che è successo? Eccolo qua. Drivers ambientali. Climate change e global warming. Alla fine del 2008-2009 la consapevolezza di questo aspetto legato ai cambiamenti climatici non era così diffusa, però credo che non ci sia nulla da discutere su questo, è evidente per esempio un fenomeno della desertificazione. Se io dico desertificazione, voi a cosa pensate? Dove? Dove la desertificazione? Ovunque, anche in Italia. Ecco, perché magari uno dice, beh sì, parti dell'Africa, anche nell'Africa, anche in Italia ci sono delle cartine, delle mappe che danno il monitoraggio a anno dopo anno o a 5 anni e se guardiamo le parti arancioni rispetto a quelle verdi o blu, vediamo che rapidamente, molto più rapidamente che nei decenni passati, assistiamo a questo. Diminuzione della disponibilità di risorse naturali. In termini globali, ovviamente, se siamo d'accordo nel dire che è cambiato il clima, è cambiata il livello l'innalzamento della temperatura,
Noi sappiamo che 3 anni fa si parlava di un aumento medio della temperatura di un grado e mezzo. I climatologi dicevano se arriviamo a un aumento superiore a 2,5, dobbiamo davvero allarmarci perché una serie di conseguenze in termini di abbassamento dei ghiacci, quindi abbassamento dei mari, degli oceani, perdita di specie, di biodiversità e bla bla bla. Oggi, quindi a distanza di 3 anni, ormai si è quasi unanimemente d'accordo a livello di studi, poi la parte politica è un po' più complicato, che stiamo arrivando intorno al più 1,8 gradi di aumento. Quindi ci stiamo avvicinando a quello che è il limite. Perdita di biodiversità. No? Ovviamente cambia il clima, cambia, e cambiano il numero delle specie, per esempio. Noi abbiamo perso negli ultimi 25 anni un numero di specie nell'ordine di qualche migliaia in un tempo ridottissimo rispetto a quello che era successo in termini di perdita di biodiversità nei secoli precedenti. Quindi c'è una velocità di cambiamento da questo punto di vista della quale bisogna tener conto. Drivers tecnologici. Qui vado molto rapidamente perché sì, assolutamente le information and communication technologies si sono diffuse in maniera pervasiva al punto che, come diceva prima Joseph, i millennials non si pongono neanche questo problema, cioè loro sono nativi digitali e quindi non si pongono il problema che 10 anni fa esisteva, che ne so, la televisione piuttosto che... Cioè, la tecnologia è anch'essa esplosa e questo, ecco, perché ci interessa? Perché sicuramente i turisti o una parte dei turisti la usa e vedremo come, però devono usarla in un certo modo anche gli operatori. Perché? Perché la tecnologia, lo vedono, lo possono testimoniare i più giovani che sono qua, è di fatto in questo momento una possibilità di interazione continua, a volte al di là di ogni immaginazione, però è possibile che ognuno intervenga a dare la sua opinione, a fare la sua valutazione, questo benissimo. Dal punto di vista di chi gestisce una destinazione, una struttura, occorre A, averne piena consapevolezza, B, imparare a gestirla con i medesimi linguaggi, con le medesime velocità, con le medesime, l'utilizzo di medesimi supporti. Un dato, questo a livello globale, di aumento della velocità dei trasporti e quindi di muoversi rapidamente da una destinazione all'altra, da una scelta di vacanza all'altra. Questi trend demografici, secondo me, sono quelli per me più interessanti, meno scontati e che danno maggiori opportunità dal mio punto di vista, per un turismo di qualità. Allora, innanzitutto c'è un aumento dell'età media della popolazione in buona parte del mondo. C'è un aumento della urbanizzazione. Cosa vuol dire? C'è un aumento di concentrazione della popolazione nelle megalopoli. Nel 2009 si diceva questo studio, il numero delle megalopoli con più di 10 milioni di abitanti saranno circa 30.
oggi sono di più. E nel 2009 questo, molte di più. Oggi molte di più. 2009 diceva sicuramente tra 10-15 anni, cioè più o meno oggi, ci saranno circa 30 megalopoli e invece ce ne sono già oggi di più. Il che si collega un po' a quello che è stato detto prima, la concentrazione della popolazione in queste grandi città per scelte, per opportunità di lavoro, crea dei bisogni tremendi per loro di uscire, di avere dei break, si diceva prima, no? Di andare a fare una vacanza che non riproduca lo stesso ritmo e lo stesso paesaggio che vivono normalmente. Quindi ricerca di diversità, un break legato alla diversità. Cambio della struttura delle famiglie. Anche qui credo che non possiamo che dire sì, è vero, ormai ci sono famiglie di tutti i tipi, quindi famiglie monoparentali, sicuramente famiglie composte da 2 persone minimo, anziché le classiche papà, mamma e figlio o figlia, quindi tante famiglie, le cosiddette nuove famiglie di tutti i tipi. Perché interessa? Sì, perché ognuna di queste potrebbe avere delle motivazioni, delle richieste, delle necessità diverse, bisogna adattarsi, bisogna prevedere. Questo è, secondo me, un driver oggi, ma soprattutto domani, potentissimo. Maggiore attenzione alle condizioni di salute e di well-being. Si è avverato pienamente, d'altra parte la popolazione che invecchia è un buon elemento che concorre a stabilire nuovi fabbisogni, nuove esigenze, ma non solo, perché il well-being non è solo legato alle persone aged, ma è la ricerca anche di persone di stare bene. Vedremo un approfondimento tra poco. Su questo cambiamento nel work patterns, cioè maggiore flessibilità e minore differenza tra tempo di lavoro e tempo di vacanza. Io su questo non so dare una risposta dicendo sì, è vero, è successo proprio così. Non lo so. Non lo so se c'è un mescolamento tale per cui le persone vanno in vacanza portandosi anche il lavoro o mentre lavorano si prendono dei break e fanno vacanza. Ecco, anche qui ho trovato pro e contro, sono contenta che qualcuno dica sì, invece è così. Bene. Sempre dal punto di vista demografico, dal punto di vista del gender, c'è sicuramente un aumento dell'influenza della componente femminile nelle principali decisioni di consumo. Questo è un dato di fatto. E poi c'è un aumento medio del livello di scolarizzazione, il che significa che queste persone che poi andranno a fare turismo in qualche maniera esprimono o possono esprimere esigenze, fabbisogni diversi. Sociali, e stiamo arrivando alla fine di questa parte. Allora, l'ha citato anche Joseph, la vacanza si riduce in termini di giornate per la singola vacanza, ma aumenta il numero delle volte in cui si va in vacanza. Quindi forse complessivamente non si fanno più di 20 giorni, un mese di vacanza, dipende dalle nazioni, ma viene frammentata. E la cosa interessante, e lo vedremo tra un attimo, è che la stessa persona, ma se pensiamo a noi lo ritroviamo in maniera palese, si muove per motivazioni diverse di vacanza, in momenti diversi dell'anno. Quindi può fare una vacanza per andare al mare o a sciare,
può fare una vacanza di tipo enogastronomico prevalentemente, con aggiunta di aspetti culturali, può dedicarsi al well-being, magari 2 giorni, ed è la stessa persona. O può cercare di fare una vacanza nella natura. Okay. E quindi questo complica le cose, perché la stessa persona esprime motivazioni diverse e quindi gli operatori devono essere capaci di coglierle. Ripeto delle cose dette in altro modo, ma è la stessa cosa detta prima. La vacanza è per molti turisti un'occasione di scoprire qualcosa, di fare delle esperienze, partecipare. Guardate che Joseph non l'ha sottolineato abbastanza, secondo me, le immagini lo lasciavano capire. Il contatto con la popolazione locale è una delle esperienze maggiormente cercate dai turisti. Quindi l'entrare in relazione, che poi sia per imparare a fare un dolce, piuttosto che per essere accompagnati, è fondamentale. Quindi operatori del turismo non sono solo gli operatori che gestiscono una struttura qualunque essa sia, ma una componente fondamentale è la comunità. Si deve citare, perché loro sono i maestri, che ci piaccia o no, e in Svizzera, gli svizzeri hanno inventato il turismo 120 anni fa. Ecco, in Svizzera nelle scuole, a cominciare dalle elementari, loro cominciano a 5 anni, c'è una materia che si chiama turismo, per trasferire anche già dai bambini e poi avanti, questa cultura attenta al proprio patrimonio, perché è giusto, in quanto cittadini, in quanto parte di quella comunità, ma in quanto anche capaci di porgerlo al turista. Allora è chiaro che è una cultura che cresce, e su questo secondo me noi dobbiamo investire molto, perché non è solo l'operatore che fa turismo e turismo di qualità, è anche la comunità tutta, quindi anche chi vende i prodotti enogastronomici, ma anche il tabaccaio o il dentista. Dicevo prima, interesse ad esperienze diverse, perché la stessa persona durante l'anno fa vacanze con motivazioni diverse. Bene, carrellata sul passato, quindi, come dire, insomma, sono stati credibili, no? questi ricercatori. Diciamo che in un tempo che cambia così rapidamente, in 10 anni, sono riusciti a definire delle linee di sviluppo. Naturalmente, ecco, bisogna porre attenzione a questo fatto. Se parliamo a livello globale, i diversi drivers possono avere impatti diversi in paesi diversi. Esempio, un cambiamento politico, una maggiore lenta liberalizzazione, ma poi ve ne parlerà il professor Vescovi, in paesi asiatici, nella Cina, con un'apertura maggiore, è chiaro che avrà impatti che possono essere visti in maniera molto evidente. Il fatto che noi abbiamo o non abbiamo, non lo so, un governo, dal punto di vista del turismo e delle scelte, non impatta così, no? Ecco. Naturalmente si possono sommare gli effetti dei drivers demografici, quelli sociali, quelli tecnologici, quindi io ve li ho presentati separatamente perché così era più facile anche discutere con voi, però in verità si sommano e quindi questo complica le cose. Questi cambiamenti non sono solo cambiamenti del turista. Certo, i suoi comportamenti cambieranno in funzione di quello che abbiamo detto, ma devono interessare, l'ho già detto varie volte,
gli operatori della destinazione, i decision maker, le imprese e la comunità. Bene, allora adesso guardiamo verso il 2030. Le fonti sono le medesime, quindi OECD e UNWTO, sono state fatte nel 2017 e nel 2016 per il 2030. Allora, prima cosa, a livello globale i turisti, non le persone, i turisti passeranno da 1 miliardo che erano nel 2012 a 1,8 miliardi nel 2030. È quasi un raddoppio. Previsione per quanto riguarda la percentuale dei numeri dei viaggiatori. Nel 2050, qui vanno addirittura molto oltre, è previsto un raddoppio tale quale, soprattutto nei paesi non OECD. Si assisterà al cosiddetto sì, va bene, quella roba lì, grazie. Quindi, questo perché ci interessa? Perché se molte generazioni diverse viaggeranno e viaggeranno tutte insieme, i vettori, ma gli operatori dovranno tenere ben in conto di questo fatto. Crescente domanda di unusual tourism experiences. Unusual. Quindi sì l'esperienza, ma ancora di più, perché una volta che noi cogliamo il fabbisogno di fare esperienza da parte del turista, e le sue aspettative tendono a crescere esperienza dopo esperienza. Quindi non è che posso riproporgli sempre la stessa esperienza, perché una volta che ho imparato a fare i Malloreddus, la volta dopo voglio imparare a fare qualcos'altro, o scoprire una certa parte del territorio, o entrare dentro nelle tradizioni locali. Quindi è una bella sfida, e poi questo è un'opportunità, ma è, a mio modo di vedere, un aspetto estremamente delicato. Peer-to-peer exchange. Cosa vuol dire? L'avevano già ipotizzato per i trend fino al 2010, cioè operatore e turista si pongono sullo stesso piano, perché possono continuare a parlarsi grazie alla tecnologia, grazie. Adesso e per il futuro questo diventerà esasperato, perché prima di tutto la rete web è un luogo di conversazioni, molte conversazioni. Quindi queste conversazioni vanno a definire, a rafforzare o a smentire delle motivazioni di viaggio. Quindi sbagliare o non considerare questo aspetto significa essere fuori dal mercato, secondo me, nel giro di 2 o 3 anni, non 30 anni, 2 o 3 anni. Quindi ricordiamoci che è, da un certo punto di vista, peer-to-peer è una bellissima cosa, no? Perché c'è un rapporto alla pari tra operatori, tra turisti, ma una volta che noi accettiamo che tutti abbiano un'opzione di voice, e poi bisogna, come dire, a parte darla, ma ascoltarla e riuscire a dare delle risposte che siano quelle che si aspettano i turisti. Quindi ricordatevi rete, internet come luogo di conversazione, conversazioni, anzi. Allora, le previsioni vengono fatte all'interno di questi 2 studi tenendo conto di 2 grandi macro aggregati geografici, i paesi OECD e i paesi emergenti, cosiddetti emergenti, perché
direi che sono ampiamente emersi, ma continuiamo a chiamarli emergenti. Cioè, allora, per i paesi OECD e per i turisti all'interno di quest'area, l'Europa rimarrà la destinazione più visitata. Questo è quello che ci dicono questi studi. E mediamente l'aumento di turisti sarà intorno al 3% fino al 2030. Prevalentemente questo aumento sarà legato, prevalentemente, non solamente, ma prevalentemente, sarà legato a segmenti di popolazione aged, più o meno della mia età, di quella di Joseph, anche un po' più giovani, con specifiche motivazioni di vacanza. Allora, attenzione, perché queste specifiche motivazioni di vacanza non sono, ho usato il plurale, quindi ce n'è più di una, ma in particolare vedremo che quella della salute e del well-being è una incredibilmente importante motivazione. Diversa la storia per i paesi emergenti, cosiddetti emergenti, allora, che cresceranno, secondo le stime di questi due organismi di studio, più del 3%. Le stime sono qui molto caute perché, insomma, diciamo onestamente che ne sappiamo poco e ne possiamo sapere poco in questo momento, no? Per quanto riguarda la Cina, io faccio solo un accenno, perché, ripeto, il professor Vescovi poi ne parlerà molto meglio e molto più approfonditamente di me. Allora, tutti dicono, ma anche OECD e WTO, dicono è il paese più interessante. Perché? Perché fondamentalmente c'è questo effetto di aumento della middle class che questo sì è visibile ed è anche comunicato. Allora, che si porta dietro un aumento del reddito pro capite, della propensione a viaggiare, anche grazie al fatto che sono un po' ridotte diciamo, le difficoltà a viaggiare. Pensate, guarda, quel dato a me ha colpito tanto, magari per te Tiziano è scontato, ma a me ha colpito molto, che nel 2014 soltanto il 5% della popolazione cinese aveva un passaporto. Sicuramente adesso la percentuale sarà più elevata, no? Ma se anche fosse raddoppiata possiamo capire che cosa potrebbe significare. Quindi vado per macro aree geografiche, per macro temi, però questi secondo me sono più interessanti. Allora emergono, secondo me, questi per il futuro, questi 7 profili di turisti. Allora, sicuramente ancora aumento di turisti internazionali, questo è facile. Il numero 2, sempre in crescita l'aumento di turisti interessati a trascorrere le vacanze in luoghi il meno contaminati possibile dal punto di vista quindi ambientale ma anche sociale, cioè cercano quello che viene chiamato un turismo sostenibile. È una percentuale molto in crescita. Terzo profilo, turisti che scelgono le vacanze in funzione delle condizioni di sicurezza della destinazione. Attenzione, sicurezza da almeno 2 punti di vista. Sicurezza dal punto di vista, diciamo, di potenziali attacchi terroristici, ma anche sicurezza dal punto di vista del territorio, perché legato al cambiamento climatico, e lo vediamo anche in questi giorni, qui ma anche in tutto il resto dell'Europa, cambia proprio anche la concentrazione di precipitazioni, il clima si sta un po' polarizzando,
Quindi possono esserci delle precipitazioni piovose che mandano in tilt la destinazione. Per le aree montane, per le Alpi per esempio, questo è un problema. Quindi laddove i territori e le destinazioni hanno anche la possibilità di dire noi ti garantiamo, perché se anche dovesse piovere 7 giorni in maniera torrenziale, non succederà nulla, a parte il fatto che ti annoierai, ma insomma non ci saranno inondazioni, non ci saranno situazioni di pericolo, in ogni caso ti garantiamo che è possibile, se te ne vuoi andare, trovare il modo per farlo. Chiaramente questa è una parte che va in carico al pubblico, non al singolo operatore, ma è sempre più importante. Il quarto profilo, ecco qua, il cosiddetto medical tourism, e vi dirò qualcosa di più fra un attimo. Il quinto profilo, turista culturale ed esperienziale, non ripeto nulla di quanto ha già detto egregiamente Joseph. Sesto profilo, turiste donne che viaggiano da sole. È un fenomeno in crescita e dice vabbè, ma agli operatori cosa interessa? No, agli operatori deve interessare molto, perché sia le motivazioni di viaggio che le modalità, i comportamenti durante la vacanza richiedono servizi diversi. Quindi, se si vogliono intercettare questo tipo di turiste, bisogna attrezzarsi. Anche perché, di nuovo, le comunità sulla rete di queste turiste sono fortissime. Voi prendetevi lo sfizio di andare a vedere, ci sono delle conversazioni interessantissime e molto dettagliate, molto precise, come a volte sappiamo fare. Quindi quello sì, quello no, quello ti offre questo, però la stanza, non ci sono stanze singole, per esempio non ci sono più stanze singole, ma una donna che viaggia da sola forse vuole starsene, anzi vuole stare, è banale, però. E poi il settimo profilo è quello delle famiglie. Ecco, io non voglio andare nel dettaglio, ma ci sono tanti tipi di famiglie. Quella tradizionale va bene, ma ce ne sono tante altre che hanno esigenze parzialmente diverse e in ogni caso, un problema culturale, vanno, come dire, incluse tranquillamente tra i turisti e offerto loro quello che cercano. Allora, anche qui, come era già stato previsto nel tempo, nelle precedenti valutazioni, le varie motivazioni possono sovrapporsi. Quindi quello che per me è una cosa fondamentale è che gli operatori e forse anche la destinazione scelgano quali turisti vogliono accogliere, perché il turismo di qualità implica una scelta che non va minimamente a intaccare quella che è la convenienza economica, perché scegliere dei turisti vuol dire definire un'offerta in base alle esigenze di quel particolare gruppo, che se trova risposta a queste esigenze è disposto anche a pagare un po' di più. Quindi i margini che rimangano all'operatore sono più ampi rispetto a accogliere chiunque con una price competition. Non è questo che noi dobbiamo fare in Italia, in Sardegna men che meno, in Trentino men che meno, ma in generale in Italia. Ma purtroppo le cose non è che vadano proprio in questa direzione. Ma ci sono dei posti, come parte della Sardegna e parte del Trentino, dove questo è possibile. E guardate, questo è il presente, ma ancor più il futuro. Ma bisogna decidere che si vuole fare questo. Per cogliere le opportunità, no?
questi vari profili di turisti, non tutti, no, gli operatori scelgono, le destinazioni scelgono, ma bisogna avere chiaro, molto chiaro in testa alcune cose. Allora, innanzitutto l'ho già detto, scegliere e pianificare tenendo in considerazione quelle che sono le caratteristiche del territorio e delle strutture. Formare risorse umane. Sopra nel titolo ho messo investimenti soft. Non parlo di mattone, non mi interessa in questo momento quello. È facile, è la cosa più facile tutto sommato, una volta trovati i finanziamenti. Sono le soft skills che invece sono molto più complicato. Formare risorse umane con competenze nuove, quelle che necessitano per andare a incrociare questi cambiamenti che vi ho appena illustrato. Perché? Perché queste risorse, e lo sappiamo bene, devono confrontarsi con modelli culturali e comportamentali diversi. Più diventa internazionale il turismo, più i modelli sono diversi. Quindi questo vuol dire in buona sostanza continuare a investire in formazione, ma non una formazione all'acqua di rose, no, bisogna veramente che le persone entrino, prendano consapevolezza, come io ho cercato di fare con voi, di questi cambiamenti che stanno veramente cambiando tutto lo scenario del turismo e vengano messi nelle condizioni di appropriarsi di nuove conoscenze che portano a nuove competenze, che sono quelle che servono. Bisogna costruire delle professionalità, delle nuove professioni tecnologiche, che non vuol dire saper smanettare. Questo più o meno chi è nato e chi ci è arrivato dopo più o meno si sa fare, no? Bisogna mettere in piedi delle competenze tecnologiche che permettano di conversare in rete in una logica peer-to-peer. Non è facile, eh? E non è che si fa, ho messo un tweet, ho fatto un post, no, ci vogliono risorse dedicate e queste sono nuove professionalità, quindi nuove opportunità anche per i giovani, però bisogna formarli, non basta saper smanettare. E poi c'è, non possiamo non porci il problema, e l'intelligenza artificiale ci aiuterà, i robot, i droni, non possiamo fare la finta che non ci siano. Cioè, se avete letto la notizia, Torino farà la notte delle stelle invece che con i fuochi d'artificio, con un gioco di droni. Quindi cosa ne facciamo? Poi vi faccio anche una provocazione. Allora, quanto è importante, ecco, questo veramente ci tengo tanto, e magari Tiziano, se vuoi intervenire, mi fai solo un favore. Allora, il diverso background culturale, abbiamo appena detto, no? La Cina, meraviglia, mercato potenziale, tutti ricchi con i cinesi, bene, genera aspettative e bisogni specifici, allora diversi background culturali. Gli antropologi, coloro che studiano i fenomeni sociali, ci dicono che, per esempio, ci sono turisti che vengono dalle cosiddette culture individualiste, noi, ma diciamo gli americani, i danesi, allora questi per cultura chiedono 0 di servizio e se c'è qualcosa che non va, il complaint è immediato ed è martellante. Allora la persona di front office deve capire, trovare una soluzione, possibilmente mantenendo molta attenzione a quello che è la relazione con la persona. Può anche pensare che è un rompiscatole, ma non lo può far vedere. Mentre altri tipi di background, diciamo sempre gli antropologi dicono che fanno riferimento a culture più collectivist,
tendono a lamentarsi prevalentemente con amici e familiari, non esprimono l'insoddisfazione, però non tornano più. Sì, se posso intervenire. No, ma penso che mi sentiate. Giusto Certo, io non certo. Per quanto riguarda questa affermazione che è corretta, bisogna poi declinarla sui turisti di alto livello, cioè sui turisti ricchi. I turisti ricchi si lamentano di più rispetto certo. ai turisti che siamo abituati a vedere in gruppo, eccetera. E soprattutto quello che diceva anche Mariangela, il problema sta poi nel fatto che i cinesi sono estremamente attenti alla peer communication, cioè ai social e a quello che si dice ai parenti e così via, proprio perché non avendo una cultura di base per affrontare l'esterno della Cina, ritengono molto più affidabile un amico cinese di quanto non possa essere una comunicazione venuta dall'istituzione occidentale piuttosto che dal turista, piuttosto che dall'agenzia. Quindi l'impressione che hanno questi turisti sono degli evangelisti, e quindi l'impressione che trovano è l'impressione che comunicano. Certo. E siccome, e questa è una cosa che poi viene molte volte nel corso del pomeriggio, la Cina non ha bisogno grazie. La Cina non ha bisogno di noi, ma siamo noi che abbiamo bisogno della Cina. Fuori dalle agenzie turistiche cinesi ci sono le code di operatori turistici occidentali e quindi spostarsi da uno all'altro per loro è facilissimo. Se li perdiamo non li ritroviamo. Tutto qui. Poi quanto sarà difficile averli ve ne parlo nel pomeriggio, adesso non voglio interrompere più. Grazie Tiziano. Quindi, parte già anticipato, hanno mediamente meno esperienze di viaggio, comunque anche quelli ricchi o mediamente ricchi, maggiore difficoltà a comunicare e comunicano in modo diverso, il loro body language è completamente diverso dal nostro, a parte il solito riferimento al bianco e nero del giapponese piuttosto che, ma insomma molte. No, la cosa interessante è che possono percepire l'inadeguatezza del servizio offerto dall'atteggiamento del personale di front office, che magari per un turista europeo è un atteggiamento assolutamente come dire, corretto, normale, ma per la loro cultura, ecco, quindi attenzione. E un altro passaggio molto importante, perché è vero che siamo noi che abbiamo bisogno della Cina, ma se noi per la difficoltà di comunicazione tra culture facciamo scattare dei meccanismi per cui loro si sentano non capiti o addirittura discriminati, questo è terribile, perché di nuovo l'effetto poi si esplode in rete. Quindi la conoscenza della cultura di provenienza, anzi delle culture di provenienza è fondamentale. E io sto cercando, ho scritto anche un paper che uscirà tra un po', ma di introdurre nelle università italiane, io questo posso fare, e in particolare a Trento, un corso, non un corso di laurea, un corso che quantomeno solleciti il problema, la consapevolezza del problema. Poi non spetta a un dipartimento di economia occuparsi di questo, però bisogna averne consapevolezza, perché il management è anche questo. Per esempio, mi piace citare questo lavoro che ha fatto una collega, Irimias, che è una collega ungherese, e dice: bisogna essere Chinese ready per poter, rende l'idea, Chinese ready. Per esempio, lei fa questo esempio nel suo lavoro: se i turisti cinesi viaggiano in gruppo, la stanza migliore dovrebbe essere assegnata al turista più anziano, perché nella cultura cinese, asiatica, ma anche in quella cinese, la figura più anziana è una figura alla quale deve essere deputato grandissimo rispetto, quindi non si discute neanche. Ovvero, se non lo fai, tu operatore, fai uno sgarbo, ma non lo sai neanche. Questo è il punto, veramente.
Quindi, oltre che una formazione linguistica, e poi ve ne parlerà oggi pomeriggio, serve una formazione dal punto di vista della cultura. Ovvio, 5.000 anni di cultura non si imparano neanche in 7 corsi, ma almeno avere la consapevolezza. Ecco, questo sì. Ecco la provocazione. Intelligenza artificiale. Andiamo qui, facciamo questo. Cioè non è una pubblicità, eh? Quindi qui abbiamo dei robot camerieri per grandi e bambini. Non lo so, io francamente non voglio azzardare tra 10 anni, 15 anni che cosa succederà. Certo è che se parliamo di mercati asiatici, sappiamo bene che una parte di questi sono assolutamente come dire, tecnologizzati. Quindi per loro avere la casa secondo i principi della domotica è una cosa assolutamente normale. Non lo so, loro l'hanno fatto, non ho idea, onestamente non lo so, però forse è bene rifletterci. Allora, volevo per chiudere darvi un paio di esempi su questi profili nuovi che vi ho citato prima. Allora, questo medical tourism. Allora, anche qui si può chiamare in tanti modi. Che cos'è? La sostanza è che è definito come un viaggio e un soggiorno finalizzato a ricevere trattamenti sanitari in un paese diverso da quello di origine per il mantenimento, il miglioramento e il recupero del benessere. Quindi qui abbiamo come motivazione willingness to travel e la willingness to treat. Allora, tanto per dirvi, diventa il motivo principale del turismo. Per non parlare solo da prof, ma anche con qualche esempio, la regione Emilia-Romagna ha istituito un dipartimento per il tourism, per il medical tourism. La regione Veneto ha messo nel piano di sviluppo strategico il tourism, medical tourism. Qual è il presupposto? Ovviamente una rete o una presenza di strutture ospedaliere funzionanti, delle eccellenze, ormai questo termine viene abusato, ma comunque tali da attrarre turisti, e naturalmente di solito non sono turisti né di massa né poveri, che vogliono avere dei trattamenti che possono andare dalla chirurgia estetica anche agli interventi di chirurgia tradizionale, ma non solo. Allora, se guardiamo un occhio alla storia, che è sempre molto interessante, quello che, anche qui scusate l'autocitazione, ma insomma la storia è la storia, quello che nell'impero asburgico si chiamavano Kurorte, luoghi di cura, erano dei posti, Lago di Garda, Merano, ma Carlo Vivari, dove c'erano delle condizioni climatiche, ambientali talmente buone che una parte della corte e della struttura burocratica dell'impero gli era offerta la possibilità di fare turismo lì. Quindi insomma, le cose si ripetono. Adesso è tutto un po' diverso, ma la base è uguale. Voi in Sardegna non so nulla della vostra struttura ospedaliera, che sarà ottima, ma non so nulla. Ecco, però non voglio entrare in questo. Ma voi avete delle credenziali
per quanto riguarda la longevità e il well-being. Voi avete qui una concentrazione che è studiata in tutto il mondo. Io ho fatto questo pensiero, poi vedete voi. Quanto pesa? Pesa tanto il medical tourism nel mondo. Ci sono vari studi, ce n'è uno della Deloitte che parla di, nel proiezioni 2020, 3-5 milioni di turisti. Ce n'è un altro della McKinsey che parla di stime un po' diverse perché dipende da che cosa viene considerato il turista della salute, se è solo per questioni mediche o se è anche per well-being. Comunque è un settore molto in crescita. Così come il cosiddetto green tourism, come vi ho già detto prima. Questo è un segmento che è in crescita lenta ma da almeno 10 anni e continua però. Tanto per dirvi, la Pricewaterhouse, che oltre che occuparsi di revisione fa anche, da un po' di tempo, fa anche proiezioni di settore, dice che questo segmento andrà a pesare nel 2020 intorno al 30%. Comunque è in crescita. Attenzione perché ha caratteristiche del tutto particolari in termini di che cosa? Durata della vacanza, è più lunga. È più lunga. Come? È una vacanza slow, esattamente, grazie. È una vacanza molto attenta alla qualità. Questi turisti non gli si dà da bere che i centurioni erano vestiti come abbiamo visto davanti al Colosseo o cose di questo genere. L'offerta deve essere coerente da tutti i punti di vista, quindi la struttura, che sia un hotel, che sia un agritour, un bed and breakfast, deve essere coerente con i principi, i 3 pilastri dell'approccio sostenibile. Attenzione, perché spesso ci si ferma solo a quello ambientale, ma ce n'è uno sociale e ovviamente uno economico. Poi se qualcuno è interessato possiamo dilungarci perché sono anni che studiamo col gruppo di ricerca che coordino questo tema. Questo richiede però, cioè la struttura può fare e deve fare, ma il territorio non può non fare. Cioè richiede un allineamento tra politiche e scelte private e pubbliche. E questo a volte non è facile. Sono turisti che sono attenti, non sono così talebani come vengono a volte descritti, però sono attenti al fatto che ci siano delle certificazioni ambientali e soprattutto, scusatemi l'inglesismo, sgamano subito se c'è greenwashing. Allora, dal mio punto di vista, che studio la sostenibilità da 15 anni, dico che adesso si parla troppo di sostenibilità e male, e tanti greenwashing, ma a cominciare dalle big, Nike piuttosto che, no? Allora, sovvenziono un progetto che sostenga la popolazione locale del Machu Picchu e sono sostenibile. No. Quindi attenzione, questi turisti sono disposti, questa è una cosa molto interessante, non ho scritto, ma per quanto riguarda gli operatori la destinazione è importantissima, sono disposti a pagare fino al 20% in più il pernottamento, i prodotti tradizionali locali, perché sono fortemente interessati a questo. Cioè, non lo dico io, ci sono fior di indagini che lo confermano. Quindi, anche qui bisogna scegliere. Vado in quella direzione? Bene, so che potrò avere dei ritorni economici interessanti, so però che sono profili di turisti che hanno molto a cuore la qualità dai 3 punti di vista. Sì, abbiamo tempo.
Allora, bene, abbiamo visto le proiezioni e andiamo a fare come dire, a dare un'occhiata a quello che dice il piano strategico del turismo che ha fatto il MIBACT 2017-2020, per capire se c'è questo allineamento tra ciò che viene messo come previsione a livello globale e ciò che scrive il piano strategico del turismo. Allora, il ricorrente è il binomio cultura-sviluppo locale. Questo è uno degli asset principali, quindi la cultura come elemento che diventa una leva per il turismo. Quale turismo culturale? Ha ragione Joseph a dire che ce n'è più d'uno, e anche lì arrivare a capire dove finisce l'education e dove comincia l'entertainment e il contenere il rischio della banalizzazione è una bella sfida. Certo che si può fare, ma bisogna farlo in maniera intelligente, non ci si può improvvisare neanche qui. Allora è vero che gli operatori della cultura debbono accettare questa parolaccia per loro, valorizzazione del patrimonio culturale, no? Qualche anno fa tremavano, adesso un po' meno, che non vuol dire banalizzazione dei contenuti, dei musei, significa renderli accessibili in maniera intelligente e possibilmente divertente. Ma per poterlo fare servono delle professionalità, di nuovo, loro non riescono a farlo, perché loro sono nati con la prospettiva della conservazione del patrimonio culturale. Quindi anche qui io vedo delle opportunità interessanti per giovani che riescano a vedere e a sposare entrambe le facce della questione. Altro elemento molto importante che è sottolineato dal piano strategico, l'intersettorialità, cioè ogni politica culturale efficace, dice il piano, non può prescindere dal fatto che collega vari settori, quello turistico, quello artigianale locale, ovviamente quello di educazione e culturale in senso stretto. Quindi è una questione molto interrelata. Allora qui è chiaro che la regia di tutto questo deve essere una partnership pubblico-privato, perché il pubblico ha delle esigenze e anche delle finalità che sono quelle di definire il quadro entro il quale, le condizioni entro il quale si deve verificare questa intersettorialità, e gli operatori debbono essere consapevoli che ciò che fa l'operatore dell'accoglienza può avere un effetto positivo o negativo su ciò che fa l'operatore in agricoltura o nella produzione di prodotti locali e tradizionali. Quindi anche questa è una cultura che non è così fortemente radicata, bisogna un po' rafforzarla e crearla. E poi il piano strategico per il turismo insiste moltissimo sul tema della valutazione delle ricadute degli investimenti che vengono fatti in ambito culturale. La logica della misurazione. È giusto che sia così, tutto sommato rifaccio l'esempio del Museo delle Scienze di Trento. Il museo è stato totalmente finanziato con soldi pubblici. Sono 12 milioni di investimento per creare la struttura. È giusto, anzi come cittadina io pretendo che ci sia una valutazione di quanto questo investimento genera sui vari settori, sui turisti che vanno al museo, sulla comunità locale, sulle scuole, sul
tutta l'oggettistica che viene prodotta e venduta all'interno del museo per riprodurre i lupo e l'orso piuttosto che altri. Io lo esigo. Allora, chi deve investire? Certamente l'ente pubblico. A volte è stato l'unico sostenitore, sempre meno lo sarà. Questo dice il piano strategico. Per le evidenti minori disponibilità di risorse pubbliche da destinare a questo tipo di investimento. Quindi sempre di più diventerà un facilitatore. Guardate che non è un ruolo banale, anzi, di che cosa è facilitatore? Del dialogo che deve avvenire tra gli operatori del territorio, che sono interconnessi, l'abbiamo appena visto, e interessati a che questi investimenti di tipo culturale in senso allargato vadano a migliorare le condizioni, prima di tutto, della comunità locale e poi della comunità temporanea, così è chiamata. I turisti sono cittadini temporanei, che mi sembra una gran bella definizione, se devo dire, perché gli riconosciamo tutti i diritti di un cittadino temporaneo. Quindi fa parte. Quindi deve investire in termini di facilitazione il pubblico e gli imprenditori. Gli imprenditori debbono, dal mio punto di vista, scusate è un po' forte, ma debbono entrare nella logica di poter accedere, di diventare un po' bravi, farsi aiutare, trovare il modo di sviluppare competenze che permettano di accedere a finanziamenti europei. Ci sono, il programma Creative Europe, un programma molto interessante, popolato e visitato, naturalmente non il singolo operatore, perché è troppo piccolo, ma 7 operatori in partnership con il soggetto pubblico, magari anche con l'università, magari con qualche associazione di categoria o di grande investitore, possono accedere. E vi assicuro che non è così difficile in questo tipo di programmi ottenere il finanziamento. Chiaro poi la logica, una volta che entri in questa logica, devi sapere che qualcuno poi ti chiederà di rendicontare. Devi dire ho detto che farò questo, l'ho fatto, oppure non l'ho fatto, ma per questi motivi. Quindi. E per le piccole e medie imprese ci sono in Europa risorse disponibili che aspettano di essere utilizzate. Qual è il grande problema delle piccole e medie imprese, quindi delle piccole strutture? È quello che da solo, lo ripeto, da sole, non riescono a fare massa critica. Non sono neanche credibili nel presentare un progetto a livello europeo, ma se si aggregano non dal punto di vista giuridico, si aggregano per provare a concorrere per quel finanziamento, le probabilità aumentano. È anche possibile, come dire, acquisire temporaneamente qualcuno che ha competenze specifiche nello scrivere il programma, no? Perché a volte questo è un po' una barriera, ma le idee devono venire dagli operatori e dal territorio. Poi lo scrivere si supera. Ecco, ripeto, il piano strategico dice è una condizione di base e questa valutazione delle ricadute, attenzione, dice non è che interessano solo le ricadute economiche, peraltro molto importanti, ma debbono anche essere valutati quanto gli investimenti in politica culturale generino dal punto di vista della sostenibilità sociale della comunità. Quindi quanto vadano a beneficio anche della comunità, non solo per il turismo.
Da questo punto di vista i nuovi musei diventano degli aggregatori, anche, non so, per esempio, di tutta la rete degli insegnanti, dei professori, che insieme fanno dei progetti per mostre specifiche, per target di bambini dai 6 ai 12 oppure per adulti da... La comunità locale, vi dicevo prima, è coinvolta perché una parte di quel museo, l'orto, piuttosto che un pezzo di giardino, diventa temporaneamente una proprietà sulla quale esercitarsi e coltivare quello che si vuole, ma fa parte di un paesaggio complessivo. Quindi concorre a rendere vivo, migliorare, rendere più fruibile per tutti quell'investimento. Bisogna anche accettare, e questo è giusto dirlo, che questo tipo di investimenti, soprattutto investimenti di tipo culturale, hanno dei costi affondati. Cosa vuol dire? La provincia autonoma di Trento sa benissimo che neanche attraverso la fiscalità rientrerà di quei 12 milioni che ha investito. No? Quindi in questo senso quei 12 milioni sono costi affondati. Ma in tempi diversi lo Stato costruiva le autostrade. Perché? Perché nel 1960, 65 e 70 creare una viabilità a costi pubblici era il presupposto perché poi cominciassero le persone a muoversi e a fare turismo, ma anche a spostarsi per ragioni di studio, di lavoro, in maniera più facile. Quindi il fatto che il pubblico investe in maniera intelligente, accettando che quei soldi saranno costi affondati, se persistono tutte le altre condizioni, quindi se i vantaggi ricadranno sulla comunità, sugli operatori, sulle nuove generazioni, sulla reputazione, direi che è uno degli obiettivi che i decisori pubblici potrebbero porsi. Va bene, questo l'ho appena detto. Vorrei solo ricordarvi, che mi sta molto a cuore, che tra le valutazioni, tra gli indicatori di impatto, c'è questo BES. Chi lo conosce? Di solito nessuno, quindi non vi vergognate. Ecco. Allora, l'ufficio di statistica centrale, quindi Roma, se voi andate sul sito trovate tutto, una parte dedicata benessere economico e sostenibile, da 14 anni, non da ieri. Ecco, no? È un altro modo, non è sostitutivo, ma è un altro modo complementare di valutare quanto un territorio riesce a generare accanto al PIL anche in termini di BES. Allora, se una regione, una provincia cominciasse a introdurre anche questo indicatore, magari sperimentalmente per alcuni territori legato a certi progetti, a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, secondo me avrebbe il primato di essere partita per prima. Chiaramente ci sono altri indicatori, le bandiere verdi, le bandiere arancioni, i marchi ambientali, il bilancio sociale delle organizzazioni. Allora, tutto questo, dice, ma cosa c'entra col turismo di qualità? C'entra e come? Perché vuol dire che viene data evidenza dove tutti possono osservare senza troppe valutazioni soggettive che la scelta di un progetto turistico fondato sui principi della valorizzazione culturale, ma che tiene conto anche degli altri impatti ambientali e sociali, è sicuramente da premiare.
almeno per una certa parte di mercato. Allora, chiudo un po' in anticipo, ma rimango a disposizione per le domande, perché avevo paura di annoiarvi nella prima parte, sono andata un po' veloce. Allora, le parole chiave del mio intervento. Giusto perché magari uno non ha voglia di andarselo a vedere tutto, ma l'ultima slide dice, ah, ma cos'è che aveva detto? Allora, l'alfa e l'omega, non andiamo troppo in là. Allora, scegliere i propri target, questo per gli operatori, ma questa scelta non può prescindere da un commitment con il soggetto pubblico, perché abbiamo visto che devono essere allineate. Questo se si vuole offrire turismo di qualità, io di questo parlo. Se si vuole andare verso il turismo di massa, è un'altra storia. Investimenti in soft skill. Questo è veramente, secondo me, il presupposto e il prerequisito per poter guardare al presente e al futuro. Se non siamo capaci di investire, e qui devono investire anche gli operatori, non è solo un problema delle università. Le università fanno il loro lavoro, le associazioni di categoria dovrebbero sostenere questo tipo di formazione. Questo tipo di formazione. Non è facile trovare i formatori, ma ci sono. Ci sono dei professionisti bravi che hanno tutta questa serie di competenze che vanno dal tecnologica a culturale. Partnership pubblico-privato anche per accedere a finanziamenti che possono poi ribaltarsi e avere effetti positivi sia sugli operatori che sul territorio e la comunità locale. Ho parlato più volte di questa comunicazione peer-to-peer, fantastica, molto pericolosa se non si ha consapevolezza e se non si diventa conversatori all'interno di questo grande spazio. L'uso della tecnologia richiede competenze ad hoc che sono molto rare. Io le ho viste raramente negli operatori e nello staff degli operatori presso le strutture. Vi ricordo, non è un problema di mandare le email o di postare un qualcosa su Facebook o su Twitter, quello è proprio il minimo. E poi, vabbè, questa è una regola che vale da sempre, ma vale ancora di più in tempi come questi, ciò che si promette al cliente deve essere mantenuto. Altrimenti, vabbè, se è di una certa cultura magari non dice niente ma non torna più e fa passaparola negativo. Se è invece di un'altra cultura mette sotto tensione il personale di front office e poi fa passaparola negativo. Quindi attenzione. Io sono qui, potete come volete crocifiggermi oppure farmi tutte quelle domande, dire non sono d'accordo, è stato noioso, benissimo, io cercherò di difendermi. Grazie. Ne approfittiamo? Ah, no, quella precedente? No, questa, il suo riferimento. Ah, facile. Sì, sì. Io poi tra l'altro non sono una specialista del web, della conversazione, ma rispondo sempre alle mail. Questo sì. Se tu vai a Trento, dove c'è la Frank? Lo conoscono tutti. Sai che ti voglio bene, magari. Sono molto contenta di aver conosciuto dopo Joseph anche la Frank, perché pensavo che Joseph fosse il migliore e invece ha delle buone compagnie. Aiuto, aiuto. E
Quindi ringrazio, uno, la Regione per questa opportunità, secondo, la condivisione di anche una filosofia di pensiero, secondo me, che c'è dietro questo forte cambiamento. E la mia curiosità e la domanda era proprio peer-to-peer, Sì. e quindi proprio in confronto. Mi sembra di capire che quando lei parla di tecnologie, l'utilizzo di tecnologie in modo avanzato attraverso delle competenze, abbia proprio in visione lei qualche caso che invece io non vedo. E quindi la condivisione di questo caso un po' di natura più pratica potrebbe aiutarmi molto. Grazie. Aspetti che appoggio questo che non mi serve più. Allora, magari faccio un esempio. Viene dal mio territorio, ma perché lo conosco più di altri, cioè conosco gli operatori, insomma, ecco. Allora, una coppia, marito e moglie, avevano un albergo, 60 stanze, a Panchià. Nessuno sa dove sia Panchià, no? Cioè Campiglio sì, Cortina, Fassa, Panchià, micro. A un certo punto andava bene, però a un certo punto loro hanno detto no, vogliamo cambiare, vogliamo dedicarci a un target specifico, numeri più ridotti, e vogliamo sposare i principi della sostenibilità. Quindi hanno affittato l'albergo e hanno costruito in un letteralmente buco, nel senso che noi pensiamo alle Dolomiti, no? Paesaggi straordinari, mi affaccio e vedo Rosengarten, no. Allora lì, dall'altra parte, probabilmente lì avevano il terreno, dove davanti si erge l'inizio di una montagna, cioè praticamente alberi. Hanno costruito questo gioiellino, 12 stanze, secondo i principi della casa clima, quindi con i materiali, cercando di abbattere il più possibile il costo per l'energia, perché chiaramente il costo dell'energia là è 10 mesi all'anno, il riscaldamento acceso più o meno, no? Bene. Materiali tutto legno, e decidono di fare bed and breakfast, quindi pernottamento e colazione, con un gusto, un'attenzione per coccolare il cliente. Fin qui. Bon. Risultato, dopo 2 anni, 3 anni, è sempre pieno. Loro non possono andare a novembre via, è sempre pieno. È sempre pieno di turisti, anche turisti internazionali, direi 50-50. In particolare mi raccontavano che c'era un gruppo di norvegesi che appunto a novembre venivano e praticamente occupavano tutte le stanze, perché erano amici, figli, bambini, morose, eccetera. Bene, e questo succede da qualche anno. Ovviamente con questo tipo di clientela, a parte il momento iniziale dove hanno scelto di venire lì, casualmente, poi si è instaurata una conversazione che va via web. Che cos'è che si dicono? Si dicono tutte le cose che si dicono le persone che si conoscono bene. Al punto che quando in Norvegia ci fu quel terribile episodio di omicidio plurimo, no? In mezzo alla gente, l'albergatore cominciò immediatamente a mandare mail, tweet, dicendo come state, dove siete, cosa è successo, noi vi siamo vicini, se avete bisogno di qualcosa, se per caso qualcuno di voi è stato coinvolto. Ecco, allora questo è conversare, questo è il modo più bello, no? Poi conversare può essere anche, ma questa è una cosa un po' banale, so che hai il compleanno, si sposa per la 3ª volta, ti mando gli auguri, ti mando un piccolo presente, ma questo è facile. Entrare nella relazione in punta di piedi, perché chiaramente non si può andare troppo oltre, a meno che non scattino rapporti di amicizia, ma questa è un'altra storia, ecco, ma questo vuol dire
Allora, naturalmente il proprietario non parla norvegese, ma tutti parlano inglese, quindi conversare in inglese. Nel momento in cui dovesse succedere una cosa non di questa portata emotiva, perché credo che con il mercato cinese bisogna stare molto attenti su questo, no? Perché non lo conosco, ma immagino, ma quantomeno conversare in mandarino, sì. Ecco. E conversare tenendo conto che gli elementi sui quali loro pongono attenzione possono essere diversi da quelli ai quali noi poniamo, ma la conoscenza mi porta a dire e a chiedere certe cose. Non potrò mai chiedere come sta il vostro presidente, è ovvio di no, però... È proprio chiaro. Grazie. Bene. Sì. Grazie. Scusate, Mi ha colpito molto il fatto che lei parli del personale di front office, perché io sono stata direttore di hotel fino a poco tempo fa, adesso sono direttore di un'altra struttura, e una delle prime cose che ho fatto quando sono diventata direttore è stata quella di avere 2 giorni di formazione con i ragazzi del front office per spiegare quale tipo di turisti sarebbero arrivati in hotel. Del tipo, arriveranno i turisti inglesi che vorranno questo, questo e quest'altro, hanno necessità di questa attenzione, arriveranno i turisti tedeschi, e loro erano ragazzi che avevano già diverse stagioni alle spalle, nessuno gliel'aveva mai detto. Penso che questo derivi in Sardegna, ma adesso sto lavorando nelle Dolomiti, poi le dico dove, e funziona così anche lì. Sì, sì. Dipende molto dal fatto che noi siamo abituati che il turista arriva comunque e in qualche maniera qua deve stare. Quindi che cosa veramente voglia non lo andiamo a ricercare. Una cosa molto bella che io ho trovato in rete, perché poi questa cosa è stato un campanello d'allarme, ho detto ma è possibile che noi non facciamo un profilo per i turisti in generale in Italia? L'Enito lo fa, l'ho visto, è molto istituzionale. Però ne ho visto uno bellissimo in Francia, nella regione di Parigi, dove l'hanno fatto non per gli albergatori, ma per tutti gli operatori turistici. Certo. Cioè loro sanno che nel momento in cui arriva un turista spagnolo, quanto spende, cosa si vuole sentire dire quando arriva, che cosa preferisce comprare, cosa preferisce fare. Ecco, penso che questo tipo di educazione, ancora prima che al personale di front office, forse lo dobbiamo fare come manager. Grazie, sfonda una porta aperta, assolutamente sì, e anche cioè io vengo da una terra dove il turismo è importante, ma in Trentino il turismo è importante da 40 anni, non da 150 anni. Quindi anche noi dobbiamo imparare molto. È stato facile tutto sommato fino a pochi anni fa, perché c'era una domanda che continuava a crescere e competizione poca. Adesso è un po' più difficile, quindi servono assolutamente queste cose. Se permettete, io vi vorrei fare un altro esempio. Se qualcuno già sta googlando, provate a mettere Hotel La Perla di Corvara. Allora, va bene. A me interessa mettere in evidenza che questo proprietario, manager, si chiama Michiel Costa, dichiara e dedica metà tempo del suo tempo ai turisti e metà alle risorse umane per continuare a formarle. Formarle anche sulle modalità con le quali i turisti fruiscono di tutto quello che l'hotel, che è un hotel mica tanto grande, offre, e il territorio offre, facendogli fare l'esperienza diretta ai suoi collaboratori, ai suoi dipendenti. Quindi mi raccontava, andando contro l'opinione del padre, che era albergatore anche lui, ma vivente, lui ha aperto
la spa, la piscina, ai dipendenti, ma non nei periodi di stagione chiusa, no, fasce orarie ovviamente. Perché? Perché lui parte da quest'idea: solo facendo l'esperienza direttamente i miei dipendenti potranno dirmi cosa può essere migliorato, o se le cose vanno bene, o se manca qualche cosa, o se il personale che è dedicato a quello specifico servizio è preparato abbastanza o no. E questo per tutti i settori. Allora voi capite che questo è, come dire, è al di là della formazione, anche quella alla quale ho fatto riferimento io e che ha ricordato la direttrice. L'esperienza non è solo un problema del turista. Se vuoi che sia del turista, la devi prima far fare a chi lavora con te. Perché? Perché quello diventerà un volano straordinario. Cioè sarà il primo o la prima che poi si farà promotrice o promotore di quello che il territorio, l'albergo offre. Quindi mi rendo conto che questa è un'idea di formazione così, insomma, un po' diversa, però si fa, non è che, cioè, e non è che necessariamente costi sempre una cosa folle per cui dice ma sai io alla fine devo far quadrare i conti. Questa no, per esempio, questa no. Deve accenderlo. Chiedo scusa. A complemento di quello che diceva lei, l'anno scorso ho avuto il piacere al TTG di Rimini di conoscere Costa. Michi Costa. Michi. E lui è stato uno dei primi, mi corregga, ad assumere una ragazza disabile, sì, Down, sì, e farla immettere nel discorso del front office. Sì. Si è rivelata fra le 4 la più brava, sia tecnologicamente, sì, che... E oltretutto ci diceva che la sua filosofia è quella di coinvolgere, come diceva lei, tutto il personale, sì, raccontandoci che ha fatto fare le camere anche al direttore. Sì, sì, sì. È tutto... Proprio affinché il direttore capisse certo cosa voleva dire fare una camera. Esatto. Il tempo, la dedizione, la cura dei particolari, certo, perché lui, come sostengo anch'io, fare la camera siamo tutti bravi. Sì. Bisogna vedere come, con quale mente si fa la camera in previsione del cliente ospite, non cliente. Perché il cliente certo per me è quello del ristorante, certo, dell'ospite che arriva. No, era solo per puntualizzare. Sì, sì, no, la ringrazio. E vabbè, adesso poi stiamo facendo... non ne ha bisogno, non ha bisogno di promozione perché anche lui ha prenotazioni da novembre a novembre, quindi non ha di occupazione. Sì. E, no, mi piace molto e la ringrazio di questa sollecitazione perché credo che il primo in assoluto in Italia a redigere il bilancio del bene comune. Cosa vuol dire il bilancio del bene comune? Vuol dire tracciare tutte le relazioni cliente-fornitore dal punto di vista della qualità del servizio o del prodotto, ma anche dal punto di vista della qualità delle relazioni umane. E non è facile, quest'anno l'ho introdotto nel mio corso, gli studenti si sono incuriositi da matti, perché alla fine arrivi a definire un bilancio, un punteggio. Ecco. Allora, per dire quanto questo tipo di strada che vi ho cercato di delineare non sia un bel costrutto teorico,
ci sono operatori, certamente sono quelli più illuminati, bisogna dirlo, quelli più avanti, ma che non si pongono il problema ma quanto costa, ma viene dopo, dal beneficio che io procuro alle risorse umane, al turista, che cosa posso ottenere? Ottengo molto di più, anche da un punto di vista economico, che mica il costa, insomma, sa fare i conti, sa fare i suoi, così come l'altro, De Lugan, di cui vi parlavo prima, cioè sono comunque imprenditori, non è che stiamo parlando di benefattori. Sì. Sì? La parte della cultura, perché fino a questo momento si è parlato più della parte del turismo in senso stretto. Credo anche che chi è intervenuto dal pubblico fossero operatori turistici. Io invece, essendo operatore culturale, nascendo come operatore culturale, mi pongo il problema anche un po' in chiave di provocazione di qual è il ruolo della cultura nel turismo culturale, riallacciandomi a due pezzetti di entrambi gli interventi. Uno, lo straffare, il pericolo, la criticità nel voler straffare, e mi riallaccio ancora in particolare all'esempio di Torino con i suoi 48 musei. In Sardegna il numero dei musei archeologici è impressionante, cioè ci sono comuni di 300 abitanti col museo archeologico, lasciamo perdere aperto o chiuso, questo è un altro problema, e gran parte di questi musei archeologici hanno nel giro di 30-40 chilometri, ci sono 15 musei archeologici che ovviamente hanno un allestimento ed è il materiale completamente uguale l'uno dall'altro, perché è questa la realtà. Invece la seconda provocazione, lei parlava di formazione, la formazione degli operatori culturali, perché la stragrande maggioranza di questi musei nasce e tuttora vive grazie a finanziamenti regionali legati a leggi speciali, soprattutto degli anni '80, che comunque tutto facevano fuorché guardare la professionalità degli operatori che andavano a lavorare nei musei. E quindi la mia domanda è, il lato cultura, proprio in senso stretto, come può intervenire nel, chiamiamola, evoluzione turistica del turismo culturale in Sardegna? Grazie. Allora, io rispondo sulla formazione, e mentre sul rete dei musei archeologici, per carità. Allora, di nuovo porto un esempio. Tra le attività principali che il soggetto pubblico ha chiesto al Muse di fare, è stata quella di rendersi un soggetto formatore di insegnanti, professori, ma anche di guide scientifiche, naturalistiche. Oggi, a distanza di 5 anni, il Muse è accreditato presso il Ministero per la formazione. Quindi cosa vuol dire? Che facendo leva sulle collezioni che ci sono lì, il gruppo di ricercatori che fa parte del Muse, la conversazione con il territorio ha portato a definire i contenuti dei corsi di formazione per operatore culturale scientifico più che, se vogliamo ottenere anche questa distinzione. Quindi il museo fa anche questo, è chiamato a fare questo, ma non soltanto nel senso di aggiornamento dei professori, ma anche di formazione di figure specifiche che vanno poi a beneficio del turismo, dei gruppi culturali che hanno interessi ad approfondire un pochettino di più al di là della superficie, di una fruizione superficiale. Quindi io vedo, ma lo dice anche il piano il piano strategico del turismo del MIBACT,
anche questa funzione in capo ai musei. Chiaro che non possono essere tutti i musei che fanno questo, perché i presupposti sono che loro stessi siano organizzati in modo da offrire l'esperienza delle collezioni permanenti o delle mostre temporanee in maniera intelligente e anche attrattiva, quindi già il museo. Per fare questo, guardate che non serve mettere, non è sufficiente mettere la corazza a qualcuno, bisogna avere una formazione di ricerca volta alla divulgazione scientifica. Noi siamo stati storicamente impressionati da Piero Angela e poi da tutti quelli che... Anche ora, non so, Giorello, anche i filosofi, hanno capito che una parte del loro tempo, della loro intelligenza deve essere data all'alta divulgazione. Allora, il museo deve essere improntato nella definizione della sua offerta in questa direzione. Deve avere un minimo di massa critica di ricercatori che fanno questo per poter dare i contenuti alle mostre, ai corsi di formazione per le guide e per i divulgatori scientifici. Quindi è chiaro che i 100 piccoli musei non faranno mai questo, ma se si delegheranno o collaboreranno con un soggetto che fa da pivot perché ha le caratteristiche e prerequisiti, secondo me si può fare. Ed è una logica che va proprio, come diceva lei, contro al fatto, sì, vengono fatte delle formazioni che però rimangono dentro quel framework che è la conservazione, o anche meno, a volte anche meno. Prego. Se ho capito bene la tua domanda è qual è il ruolo della cultura sul turismo e degli operatori culturali. Allora, partiamo da una premessa, domani lo vedremo. La Sardegna è un esempio di una diffusione di musei importante, ma vedremo che il mercato parla soltanto di 12 musei. Cioè, la foto, il selfie, sono andato e 12 musei. Un museo archeologico importante, per esempio come Cabras, non ne parla nessuno. Lo quale è già questa logica. Qui c'è un problema di partenza. Mariangela Frank ha fatto vedere la essenza, per esempio, del piano strategico del turismo del MIBACT nazionale. E loro ci continuano a parlare del binomio cultura-turismo. E c'è un piccolo errore. La cultura-turismo, quanti turisti porta in Italia? 35%. E mettiamo assieme Roma, Firenze, Venezia, eccetera, eccetera. Questo non è turismo culturale. Il turismo città d'arte non è turismo culturale. La gente che va a Roma, Venezia, eccetera, va a vedere la città, ovvio che va a qualche museo, eccetera, non è propriamente turismo culturale. Dove nasce la nostra problematica in Italia? La visione che tutti vengono qua per la cultura. Cioè, voi troverete forse 6 righe in tutto il piano strategico nazionale dedicato al balneare, lo quale ci porta alla problematica, nel caso della Sardegna per esempio, che per noi è relativamente poco applicabile perché è fatto tutto per altri. Dove nasce la problematica? Quello che ho tentato di dire magari io velocemente sul turismo, che la cultura per tanto tempo, come ha detto la professoressa Frank, ha snobbato il turista o il turismo. E c'era quella logica, come dire, che i turisti, io sempre racconto una cosa, io come alcuni di voi sapete sono arrivato in Italia non in un barcone, se non importato. Sono arrivato in aereo, devo dirti, comodamente. Detto questo, non mi ricordo. Detto questo, allora il Museo Egizio di Torino era diretta da una sovrintendente, ok?
ovviamente per cortesia sono andato a trovarla e la signora mi ha detto venga alle 9 del mattino. Allora chiacchierando lei mi ha detto ma mi scusi, lei mica mi porterà di turisti? Beh, era un po' di anni fa, dai, un po' di anni fa. 2000, neanche tanti. E quello che mi ha detto chiacchierando è guarda, la mia felicità è aprire perché è un bene pubblico alle 9 del mattino e ricevere i turisti fino alle 9:30 chiudere e dedicarci allo studio. Per fortuna questa visione non c'è più, o c'è poco. Qual è il ruolo che noi vi chiediamo, noi operatori del turismo, a voi operatori culturali? Siete un prodotto, siete un servizio. Ricorda sempre che il prodotto turistico-culturale è la risorsa più i servizi che mi permettono la fruizione di quella risorsa, il capire. Quello che è importante, in questo caso concreto, parlo della Sardegna fondamentalmente come visione che stiamo intraprendendo, è che noi abbiamo tantissimo, ma dobbiamo crescere e fare in modo che arrivino più turisti per motivazioni culturali. Ma noi non abbiamo un prodotto turistico-culturale oggi. Abbiamo tante attrattive, lo dico molto provocatorio, abbiamo un sacco di pietre. Qualche varcone trovo, no? L'elemento fondamentale che noi dobbiamo in qualche maniera cominciare a ragionare è quello che voi operatori culturali dovete darci a noi operatori turistici, perché noi siamo quelli che abbiamo i clienti, tra virgolette, per portarveli. Pertanto è più che mai necessaria una collaborazione e un binomio. Dammi, creami un prodotto senza banalizzare, senza mercantalizzare, senza fare spettacolo, cioè, per favore non le scipioni e i gladiatori, non ci interessano, ok? Ma ci sono, domani lo vedremo, ci sono tanti casi interessanti in Europa di, diciamo, culturtainment, cioè intrattenimento culturale, che ti permette in qualche maniera combinare o organizzare una buona proposta turistica che ti fa crescere in attrattività e competitività. Cosa dobbiamo fare? Voi ascoltare noi e noi ascoltarvi voi. E finalmente arrivare a quello che politicamente adesso va di moda, la sintesi, per creare una proposta turistica che sia attrattiva, tenendo conto che voi e noi dobbiamo di ascoltare una cosa, il cliente. Io ho avuto qualche anno fa una discussione accesa con il ministro Franceschini sul futuro turistico dell'Italia. Perché io oggi ho fatto un accenno che molti non avete capito, forse perché il mio itagnolo non è molto, molto chiaro, ma noi abbiamo una proposta turistica improntata alle vecchie generazioni, quelle che studiavamo con i libri, ok? E immaginare, capire, studiare, comprendere Roma, il Rinascimento, eccetera, eccetera, è fantastico, ok? Il problema è che le nuove generazioni non sono di quella cultura, sono della cultura visiva. Il valore di un Colosseo, di una Firenze, non lo percepiscono uguale. Noi rischiamo di perdere delle posizioni perché la domanda delle nuove generazioni non corrisponde più a quello che corrispondeva a noi. E questa è una debolezza che noi come sistema turistico abbiamo, che non stiamo adeguando la nostra proposta turistico-culturale ai nuovi trend della domanda. Sì, ma la sfida, scusa ti interrompo, è proprio questa, no? È proprio questa, cioè trovare dei linguaggi intelligenti, quindi visivi, quindi la rete, quindi insomma tutte le cose, per intercettare, perché comunque Firenze è Firenze, Roma è Roma e la Sardegna è straordinaria, no? Quindi non è che i millennials non gliene importi, no, però giustamente insomma diceva no, studiare, no. L'immagine, l'esperienza visiva, il mettersi dentro, no, una situazione dove col touchscreen creare una stanza dove quell'esperienza museale diventa un'esperienza nel quale entri, no? Ecco, questo vuol dire non banalizzare e adeguare i linguaggi alle nuove generazioni. Metaforicamente, quando io andavo in museo all'inizio della mia vita, più o meno,
e molte, soprattutto quelli archeologici, mi ricordo quello etrusco di Roma, le scritte erano quasi tutte in latino, perché il presupposto era, ma se tu vai a vedere il museo etrusco, come minimo il latino lo devi sapere, quindi è improponibile oggi, ma mutatis mutandis è la stessa cosa. Non mettiamo la spiegazione, usiamo l'immagine in maniera però intelligente, e qui c'è la professionalità che bisogna creare. Ma aggiungo un dettaglio. Io vi ho fatto l'accenno dei bronzi di Riace. Sapete qual è la causa fondamentale per la quale i turisti internazionali non vanno a Reggio Calabria a vedere i bronzi di Riace? No, voli ce ne sono all'aeroporto lì, e c'è la Mezzia Terme a un'ora. Non sanno che? No, ma quello si sa. Perché, signori, la cultura della Magna Grecia è prettamente nota agli italiani. Ai tedeschi non la studiano, non sanno cosa parliamo, i francesi neanche, gli inglesi neanche. Cioè, noi perdiamo la prospettiva che quello che è nostro, pensiamo che lo sanno tutti, non è che siano cattivi. Cioè, la Magna Grecia lo sappiamo noi, e il resto, i nostri clienti, i turisti, non lo sanno. Pertanto, una statua, punto. Non è il valore che ha e che merita andarci. Cioè, per questo dico che è molto importante il ragionare con una nuova prospettiva e adeguare con nuovi linguaggi, ma soprattutto con nuovi, strumenti tecnologici per la comprensione. Strada ne abbiamo da fare. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.